Maga Cornacchia sta spedendo una lettera ai cuccioli. Chissà cosa avrà in mente. Venite a mangiare da me, sarà un pranzo da re. Arriva il giorno tanto atteso. Maga Cornacchia, gentile come non mai, li fa accomodare. Maga Cornacchia ha preparato un pranzo con un centinaio di portate. I cuccioli mangiano contenti, ma non riescono a godere il cibo perché arriva tutto in fretta. Senza nome chiede a Maga Cornacchia di fermarsi. Maga Cornacchia a questo punto svela le sue vere intenzioni. I cuccioli dovranno finire tutto quello che ha cucinato, altrimenti il cibo andrà buttato via. I cuccioli non sanno cosa fare. All'improvviso, senza nome ha un'idea. I cuccioli riempiono le vaschette con il cibo avanzato. Maga Cornacchia è stata sconfitta ancora una volta. Senza nome ha avuto proprio un'ottima idea. Dovremmo proporla a tutti i ristoranti.